Un grandissimo legame, l'hai sempre con te la medaglia. Diciamo di sì, almeno in questi momenti di eventi così, altrimenti la custodisco in cassaforte perché non ha un valore economico alto, però per me il valore affettivo che ha è immenso. Ecco, ogni volta che la guardi che cosa pensi? Rivedo tutto il percorso che ho fatto per riuscire a raggiungere questo obiettivo. 556 grammi di peso questa medaglia, il sogno e la fatica di una vita raggiunto grazie alla volontà e all'impegno quotidiano. Massimo Stano, 29 anni, maratoneta delle Fiamme Oro, sorride ripensando agli attimi vissuti e al suo rientro in Italia, dove ad accoglierlo ha trovato sua moglie e la figlia neonata. Appena sono arrivato in aeroporto c'erano loro ad aspettarmi e la bimba l'ha subito presa, perché ha capito che era dedicata a lei. Dalla premiazione in poi l'ho tenuta al collo per 72 ore, quindi per 3 giorni, proprio per capire se era vero o no. Il peso, l'avete sentito, pesa e sul collo l'ho sentita davvero. E la toglievo solo per la doccia e per dormire, però mentre dormivo la custodivo lì tra i fiori, tutta adornata. A Padova parteciperà domenica 5 settembre alla 34esima edizione del Meeting internazionale di atletica, dove si cimenterà sulla distanza insolita, la 2000 marcia. Un amore incondizionato quello per la marcia. La marcia per me è una continua sfida perché è sia fatica, diciamo così, che anche tecnica. E durante la fatica tenere anche la tecnica è una sfida abbastanza alta. A me che piacciono le sfide non potevo che abbracciare la marcia. E per il futuro? A me piacciono le sfide, vincere un oro non significa arrivare, ma io ho in mente tanti altri obiettivi che poi vedrete, spero.